Monte di Malo, ore 12, dopo l'ultimo briefing di coordinamento è scattato il blitz delle forze dell'ordine, coordinato dalla questura, per presidiare e passare al setaccio il territorio. Qui negli ultimi mesi una preoccupante ondata di furti ha allarmato i cittadini. Abbiamo deciso di intervenire in questo modo, ho predisposto un'ordinanza che coinvolge tutte le forze dell'ordine, compreso la polizia locale della zona, per far sì che vi sia questo intervento ad alto impatto per dare una dimostrazione, insomma, che a tutta la provincia, la sicurezza in tutta la provincia è considerata una priorità per le autorità di pubblica sicurezza. Precedenti e il veicolo non è ricercato, quindi possiamo lasciarlo andare. Complessivamente 26 agenti in azione tra questura, polizia locale e guardia di finanza intervenuta con il reparto cinofili. Con oggi si procede a battere a macchie di leopardo tutto il territorio comunale e quello di Malo. Dopo l'analisi degli ultimi 3 mesi si procede a verificare le zone dove si sono concentrati i furti in auto e in appartamento. Per ora si controllano le persone di passaggio, poi i controlli saranno estesi ai locali e alle attività commerciali. Serve anche perché forse qualcuno che era abituato a transitare anche in certe maniere forse imparerà che anche Monte di Malo è un paese che inizia a essere controllato come dovrebbe essere. Siamo tutti cittadini, non siamo cittadini di serie A, di serie B, siamo tutti uguali, quelli di periferia e quelli del centro. È fondamentale che i cittadini innanzitutto adottino tutte quelle misure di autotutela per far sì che le proprietà private vengano tutelate, vengano predisposti tutti quegli accorgimenti che impediscono di diventare oggetto di furto. L'altro suggerimento che do è quello di segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine, magari prima di metterli sui social, di segnalare alle forze dell'ordine tutti quegli episodi e tutte quelle situazioni che anche in linea teorica possono creare sospetti